Signori e signore, ho il piacere di presentarvi l'avvocato Alessio Morosini. Buonasera, grazie a tutti, complimenti per gli organizzatori, perché una sala come questa è veramente una soddisfazione vederla gremita. Poi una sala è un locale che si chiama Al Leone, credo che sia di buon auspicio. Un applauso a chi ci ospita. Sì, un applauso a chi ci ospita. Io ho molte cose da dirvi, però come al solito non lo dico per così, captare la vostra benevolenza, ma preferirei rispondere alle vostre domande, perché è molto più importante dare una risposta alle questioni che voi sentite più pressanti, più attuali, più stringenti, anche per metterci in difficoltà, se possibile, sulla strategia che noi stiamo affrontando e sulla fattibilità dell'obiettivo. Inutile che vi dica che io non solo ritengo l'obiettivo dell'indipendenza possibile, realizzabile, ma lo ritengo vicinissimo, lo ritengo ormai inevitabile. Non per merito di indipendenza veneta, fortunatamente c'è indipendenza veneta, ma sicuramente perché abbiamo di fronte uno Stato che ormai è fallito. Chi di voi crede che l'Italia possa ancora salvarsi, è bene che cominci a riflettere che le cose non stanno così. Bisogna sempre partire dalla realtà. Avete sentito, immagino, cose importanti. Io vorrei dopo, ripeto, rispondere a qualche vostra domanda, anzi risponderemo tutti assieme, però credo che sia necessario che noi, voi, tutti insieme riflettiamo sul fatto che l'Italia è fallita. Questo è un dato ormai irreversibile. Che il funerale avvenga fra qualche settimana, come diceva l'amico qui in prima fila, o fra qualche mese o addirittura fra qualche anno, non cambia molto. Anzi, più l'agonia sarà lunga, più noi dovremo soffrire e pagare per questa realtà che non abbiamo concorso a determinare, ma che abbiamo subito e stiamo subendo. Allora, la prima domanda non è retorica, ma una domanda indispensabile da fare, da farci. Perché fallisce uno Stato? Ve lo siete chiesto? Allora, questo Stato, l'Italia, fallisce perché non è mai stato costruito, non lo si è mai pensato come uno Stato che nasce dalla volontà dei cittadini. Non c'è un patto sociale che lo vede. Lo diceva già Massimo D'Azeglio, è fatta l'Italia, ma bisogna fare gli italiani. Ebbene, sono passati 145 anni, per noi 150, ma gli italiani non lo sono ancora. Questa non è una critica nei confronti delle altre realtà del territorio italiano che si distinguono da noi, è un dato di fatto. E chi fa politica deve considerare le realtà di fatto. Bisogna partire dalla conoscenza attenta, profonda, rigorosa della realtà di fatto per poter costruire e proporre un progetto nuovo. Allora, l'Italia è fallita. Ovviamente non voglio trattare solo di questo profilo, è una premessa. È fallita perché è uno Stato baro, è uno Stato che ha sempre violato la legalità in radice. Nel momento in cui viene fatta una legge, è stata fatta una legge in Italia, a cominciare da quello che è il testo sacro, o dovrebbe essere il testo sacro della Costituzione, l'Italia ha barato. Le istituzioni italiane hanno barato. Cioè, cosa vuol dire hanno barato? Hanno imbrogliato i cittadini. Hanno costruito dei percorsi politici per arraffare, per costruire sulla testa della gente i loro interessi, per
spendere e spandere nel balaffare e nella truffa delle leggi quello che hanno potuto truffare. Perché dico già nella carta fondamentale? Perché voi pensate, il tema principale, io potrei, questo è solo un argomento che meriterebbe più serate, quello della fiscalità. Non dobbiamo dimenticare, noi dovremmo conoscere, anzi invito tutti, quando discutete, documentatevi se possibile, siate preparati, perché è la garanzia della vostra credibilità, cui io ci tengo moltissimo. Vi cito solo una norma, perché io conosco bene la Costituzione italiana, ho avuto la fortuna di innamorarmi della materia costituzionale, perché ho avuto come professore il professor Livio Palladini, il più giovane presidente della Corte Costituzionale, a 48 anni era già presidente della Corte Costituzionale, insegnava ovviamente all'Università di Padova, uno scienziato della materia, e con lui ho amato il diritto. Lui mi ha costituzionale, mi ha fatto capire tantissime cose, anche se probabilmente non ero d'accordo con lui su molti versanti, ma vi faccio un esempio. La questione della fiscalità è regolata dalla Costituzione. C'è una norma, andate a leggervela, perché la Costituzione si trova dappertutto, l'articolo 53 della Costituzione, il quale dice che le tasse, l'imposizione, il prelievo fiscale va fatto in ragione di un principio, che è quello della capacità contributiva. Allora chiedo a voi, misurate sulle vostre tasche, sulla vostra denuncia dei redditi, sulla vostra situazione personale, questo principio è rispettato o è quotidianamente violato in ogni ora della vostra giornata? È violato costantemente. Voi pensate solo, noi siamo venuti qui quasi tutti, tranne quelli che abitano in auto. Ormai un'auto ha un pieno di 100 euro, qualche più grossa, qualcuna più grossa anche con 100 euro, date allo Stato circa 65 euro di tasse, anche di più. Tasse che non tengono conto del principio costituzionale della capacità contributiva. Perché se io stasera, uscendo di casa, avessi trovato un mezzo pubblico sotto la porta e ogni 5-10 minuti uno successivo, non sarei venuto con la mia auto, sarei venuto con un mezzo pubblico. Ma così non è, purtroppo. E quindi attraverso la benzina, attraverso i carburanti, lo Stato fa una imposizione che è incostituzionale. Pensateci un attimo, non è una cosa, faccio solo un esempio, non ne voglio farne altri perché potrei competere lungamente sull'argomento. L'articolo 53, pensate solo questo, perché la fiscalità? Perché voglio attirare l'attenzione sulla fiscalità? Perché vedete, è la fiscalità esagerata, vergognosa, straordinariamente pesante e insopportabile per tutti voi e per quelli che conoscete, che è la ragione prima se non l'unica che nella storia ha insegnato che determina i cambiamenti radicali. Vi faccio solo due esempi. Le 13 colonie americane che si sono staccate dalla madre patria, la Gran Bretagna, e che il 4 luglio 1776 hanno dichiarato l'indipendenza, per quale ragione l'hanno fatta? Chiedo a voi. Per una violazione della fiscalità, cioè per un eccesso di prelievo fiscale, per un'insopportabile tassazione. Ve ne cito un'altra perché sono tutte cose che meriterebbero serate da sole. La rivoluzione francese, voi sapete il 1789 per cosa è ricordato? Noi ricordiamo la data del 14 luglio quando hanno fatto la presa della Bastiglia, ma in realtà nell'aprile di quell'anno, il 1789, c'è un dato statistico che ho approfondito in questo periodo, sto scrivendo qualcosa per dare a chi è di indipendenza veneta qualche conoscenza in più sul diritto all'autodeterminazione e sulla storia che lega questo diritto ai cambiamenti. Ebbene, nell'aprile del 1789 a Parigi un lavoratore spendeva l'88% del proprio reddito per comprare il pane.
E il 14 luglio, è una coincidenza casuale, dicono gli storici, del 1789, però il 14 luglio è considerato il giorno, è ricordato il giorno in cui il pane aveva il costo più alto, ha avuto il costo più alto di tutto il XVIII secolo. Quindi la fiscalità, ricordatevi che è questa la leva del cambiamento, la fiscalità. E c'è un altro profilo, perché quando parliamo di fiscalità non siamo venali e superficiali a pensare di un magro interesse economico, di un miserrimo interesse economico, che comunque è importante perché per campare servono i soldi. Pensiamo a una cosa molto più radicale che ha a che fare col patto sociale violato, perché quando la fiscalità assume un'irrilevanza così pregnante, così devastante, si toccano che cosa? Si toccano i diritti fondamentali della persona. I diritti fondamentali vuol dire la dignità della persona. Raccontavo l'altro giorno, quando voi avete letto sui nostri quotidiani locali qualche mese fa che a Padova una signora con una pensione di 400 euro andava al supermercato a comprarsi le scatolette di carne per i gatti, per se stessa, voi capite che è intaccata la dignità della persona, e se non vi scuotete con questo dovremmo vergognarci. Ecco perché c'è il cambiamento. Ve l'ho portata perché merita di essere letta. Tolgo qualche considerazione a quello che devo ulteriormente esprimere. Vi leggo la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Fa venire i brividi, fa venire i brividi. Dice: quando nel corso degli umani eventi si rende necessario ad un popolo sciogliere i vincoli politici che lo avevano legato ad un altro ed assumere tra le altre poteri fra gli uomini i governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati, che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare tali diritti, è diritto del popolo modificarlo o distruggerlo. E rimando a voi la lettura dell'ulteriore testo di questa dichiarazione che, ripeto, fa venire i brividi. Allora, la fiscalità intesa non soltanto come salasso insopportabile, ma fiscalità intesa come violazione di un diritto fondamentale, inalienabile, la dignità della persona. Chi di voi non ritiene oggi che con questa realtà di uno Stato baro, di uno Stato imbroglione, di uno Stato illegale, non vi sia compressione e violazione dei diritti fondamentali della persona? La mia non è solo una motivazione ideale forte, una convinzione di pensiero, la mia è una constatazione della realtà. Qui non l'avete sentito da tutti, dal Presidente, da Niger Busato, da Pozzomon e costantemente negli interventi. Non avete delle persone fantasiose. Stasera non potete andare a casa dicendo: abbiamo sentito i racconti delle favole. No, signori, vi abbiamo svelato il proscenio della disperazione, perché la gente che è intorno a voi, se non lo siete voi perché avete ancora fortuna, ma la gente intorno a voi, quella che compra il cane, la carne dei gatti e altre situazioni tristissime. Un signore Resana che era senza i denti dice: ho dovuto pagare il canone della TV ma non ho potuto mettermi i denti. Che cosa gli rispondi? Allora, vedete, vi racconto una cosa gravissima, gravissima, che non mi è mai accaduta. Io sono per il cambiamento, la rivoluzione. Parlo di rivoluzione perché è rivoluzione, la voglio democratica, la voglio pacifica e la voglio elettorale, e quindi sarò il primo ad oppormi ad atti meno che legittimi, ma credo che siamo anche in ritardo. Ecco perché dovete iscrivervi e fare proselitismo, perché se siamo in tanti passa il percorso pacifico. Se siamo in pochi, non siamo in grado di comunicare, rischiamo di soccombere anche con le nostre risorse, anche con il nostro patrimonio, perché qualche velleitario potrebbe prendere le scorciatoie. Nessuno di quelli che stanno qua e dei nostri iscritti vuole scorciatoie.
Noi vogliamo la legalità e il cambiamento pacifico. Ebbene, ve lo dico con un moto di timore e di preoccupazione anche, ma è un fatto vero che mi è accaduto pochi giorni fa. Ero in un tribunale, non vi dico neanche il posto perché sono sicuro che ci ascoltano i servizi segreti ormai, ma non importa. Ero in un tribunale e mi si avvicina un carabiniere in divisa che io conosco di vista. Mi saluta, lui mi conosce bene, dice la vedo sempre di qua, di là in televisione, mi comincia a chiacchierare e non riesco a toglierlo di mezzo perché tra l'altro avevo anche un po' di fretta, però era così interessato che gli ho prestato la massima attenzione. Mi racconta di suo figlio, tra l'altro siciliano, che lavora tanti anni qui in Veneto. E vedo che, sapete, quando una persona ha una cosa importante da dirvi, gira un po' intorno, vuoi capire se guardando negli occhi riesce a entrare in sintonia, insomma mi cercava. A un certo punto, dopo 5-10 minuti di chiacchiere, mi dice: sai, avvocato, devo dirle una cosa. Io gliel'ho detto anche ai miei superiori. Se succede che mi mandano in piazza a fronteggiare della gente che protesta per le ragioni che sento in questo momento, io mi metto dall'altra parte, io vado dall'altra parte. Ora io sono rimasto, siccome è una persona seria, non era né ubriaco, erano le 10 del mattino, non era alterato, non è un facinoroso, è un uomo con la divisa, non era neanche in borghese, ma ha detto sta cosa. Mi ha fatto pensare che anche da quella parte vi sono già delle persone che, se dovesse succedere qualcosa, hanno già capito quello che io vi stavo dicendo prima, che di fronte alla violazione dei diritti fondamentali della persona bisogna pensarci 2 volte a ostacolare io la chiamo una linea di cambiamento, un progetto di cambiamento. Vedete, se qualcuno di voi, come ha detto bene Gianluca prima, crede ancora che a Roma avvengano dei mutamenti, allora è messo male, ha delle difficoltà, forse a difendere anche il suo patrimonio, perché ormai il problema è difendere il proprio patrimonio. Qualunque maggioranza vada alle elezioni o a novembre, come dicono, o in primavera, toccherà il vostro patrimonio. E il primo, come hanno già collaudato, è quello dei conti correnti, il secondo è quello dei bot, il terzo è quello dei fondi in genere. La casa l'hanno già presa, raddopierà. Allora voglio dire, se volete difendere, se non un ideale come ce l'ho io, come l'abbiamo in tanti, ma almeno i vostri interessi, scuotetevi da questo torpore che le televisioni, come diceva benissimo Gianluca, ci stanno ammannendo tutti i giorni, confondendoci, affumicando l'orizzonte, dicendoci che le cose vanno bene, che la legge elettorale, ma vi rendete conto? A quanti di voi interessa sapere se cambia o meno la legge elettorale? Certo, magari ci fossero le preferenze, ma questi stanno pensando di accordarsi, domanda, per rispondere a un'esigenza popolare di partecipazione o per difendere i loro interessi di scuderia? La risposta è scontata. Che cosa rappresentano per voi i Cicchitto, ma il D'Alema dall'altra parte, ma non voglio far nome, ma anche i poveretti della Lega, con tutta la miseria che hanno seminato intorno a loro in questi anni di rappresentanza in Parlamento? Io ormai credo, e voi dovreste essere convintamente credenti, di una soluzione che non passa più per Roma, ma che deve essere gestita nel territorio. L'indipendenza. L'indipendenza non la si conquisterà mai a Roma. A Roma non bisogna chiedere, a Roma bisogna dare una risposta nei fatti. Vedete, prima il mio amico Pozzomon ha citato, incautamente forse, ma con generosità, noi siamo molto generosi, ha
citato per 3 volte una persona che è il vertice della istituzione regionale, si chiama Luca Zaia, che è anche un mio amico personale. Non mi vergogno a dirlo, perché l'amicizia non la rinnego, sono un censore poi spietato sul piano politico, e anzi l'amicizia mi ha consentito di conoscerlo meglio. Vi racconto quello che non è più un aneddoto, perché lo sanno tutti i nostri amici in Dipendenza Veneta. Quando siamo andati in regione, io e il segretario Pizzati, per chiedere l'incontro, per preparare la consegna delle 20.000 firme, io ho detto: Luca, ma tu cosa pensi di questo referendum? Così eravamo in 3. Ah sì, io sono d'accordo con te. Ma allora scusami un attimo, Luca, ma se tu sei d'accordo con me, hai preso il 62,5%, devo dire una roba esagerata, non è mai successo nella storia, è il primo presidente della regione che viene eletto con questo suffragio, 62,5%. Dico, ma perché? Queste cose dovete saperle, non ti sganci da questa famelica realtà partitocratica che è anche la Lega, perché ormai ha dimostrato di essere più famelica degli altri, e dai sfogo a quella che è la tua onestà, perché in fondo il ragazzo è onesto, solo che è incapace, questo è il guaio. È onesto nel suo isolamento personale. L'onestà, che è un fatto individuale, personale, come l'etica è un fatto personale, deve essere portata nelle istituzioni, deve essere il lievito nella sede istituzionale per realizzare un obiettivo. Ma se tu appartieni a un partito che nei confronti del cui vertice sei stato genuflesso, inchinato, in attesa di ordini, e il motivo è semplice, perché ce l'ha detto lui, in fondo dice: io ho avuto tutto dalla Lega. Sì, ma i Veneti non hanno avuto niente da te, viva Dio. Allora, se tu non realizzi o non puoi realizzare questo, devi fare solo una cosa: devi andartene tranquillamente. Nessuno ha intenzioni aggressive nei confronti delle persone, ma nessuno può lasciare spazio a pseudo conduzioni della politica veneta. Questo che abbiamo oggi in Consiglio regionale, vedete, non è un governo dei problemi del Veneto, è una modesta, rimorchiata conduzione politica secondo le direttive che venivano da Milano. Adesso sono anche più preoccupati, perché almeno prima avevano un capo che dava ordini, adesso c'è un capetto che non sa neanche lui come organizzarsi, stanno perdendo parti di qua e di là, ed è il momento giusto. Dico: Luca, parti, vieni con noi. Noi siamo aperti, sapete, non ho mica pregiudizio a tutti gli amici che sfortunatamente hanno militato da Lega oltre quello che era un ragionevole tempo concesso anche ai distratti. Oggi diciamo: entrate nel nostro movimento, vi diamo anche spazio di conduzione, vi diamo ampia rappresentanza, perché noi, sapete, Indipendenza Veneta non è nata per governare. Se poi vengono fuori anche degli uomini che hanno capacità, qualità e competenze, ben venga, ma questa è fatta per il cambiamento. È un movimento, non è un partito questo, al quale possono aggregarsi anche quelli che non amano la politica dei partiti, perché questo non è un partito, è il movimento rivoluzionario del cambiamento, democratico, pacifico ed elettorale. Vedete come si raggiunge questo? Poi mi fermo, perché sennò. Come si raggiunge questo? 2 parole, perché è importante. Allora, l'obiettivo è l'indipendenza. Per chi non l'avesse capito, anche se l'ha detto bene il Presidente prima e anche il problema è, non ha equivoci, non parliamo di autonomia, di devolution, di federalismo. Quello, una volta che siamo indipendenti, liberi e sovrani, possiamo anche fare degli accordi federativi con chiunque. D'altronde noi guardiamo all'Europa, che non è questa, ma l'Europa dei popoli, che qualcuno sta riscoprendo in questi giorni. Oggi sul Corriere c'era perfino, che dico perfino, una lettera di alcuni autorevoli pensatori della sinistra, i quali suggerivano al burocrate Monti: dice: guarda che qua non ne vieni fuori,
non ne viene fuori con il fondo salva stati, col meccanismo, non ne viene fuori, perché il debito pubblico nostro o glielo facciamo pagare agli altri oppure resta da impagare. Gli hanno detto devi lavorare sul versante politico per creare un'Europa delle istituzioni, cioè la Commissione europea che diventi vero governo dei fenomeni e delle emergenze dei popoli europei e quindi saltare quello che è l'attuale Consiglio dei Ministri d'Europa, dare potere alla Commissione, far diventare il Parlamento europeo non una parvenza di organo legislativo ma un vero organo legiferante, un vero Parlamento che fa leggi cogenti e applicate direttamente all'interno dei singoli Stati. Vedete, la questione quindi è politica. E allora come si ottiene l'indipendenza? Si ottiene l'indipendenza intanto avendo un'idea non provinciale ma un'idea ampia, perché parlare di indipendenza veneta, la battuta adesso ultimamente meno che veniva fatta nei nostri confronti è sti provinciali, pensa, cioè questi qua sono piccolo egoismo. No, pensare all'indipendenza vuol dire avere una visione straordinariamente aperta al mondo, dell'economia in primis, perché i nostri imprenditori lo insegnano, vivono, li salviamo ancora, gli offriamo l'opportunità di continuare nelle loro imprese se gli consentiamo di godere di una dimensione mondiale. Ancora adesso, nonostante la pressione fiscale, parole di Beffer, al 55% come media e anche al 70% in molti casi, i nostri imprenditori riescono ad esportare all'estero, riescono ancora a produrre, non si sa come, ma riescono al momento. Molte aziende però stanno cedendo. Allora, vedete, il come è lo strumento, dicevo, l'obiettivo è l'indipendenza, lo strumento è quello del diritto all'autodeterminazione, che è non solo uno strumento di legalità, come ha accennato Cantalupi prima e come ha accennato anche Busato, uno strumento quindi che ci pone in una posizione non contrastabile dall'Italia se portata avanti da noi in modo pacifico, elettorale e democratico. Quindi io ritengo che dobbiamo, voglio concludere per lasciare spazio a voi per non occupare troppo, che dobbiamo ritenere la strada da noi aperta, praticabile in forza di uno strumento della legalità, perché il diritto all'autodeterminazione è un diritto che sta al di sopra e viene prima della Costituzione, è un diritto naturale pre-costituzionale. Ecco perché non sono opponibili a noi le eccezioni, i rilievi, le obiezioni che l'Italia è una indivisibile, ma io rispetto come affermazione, ma dicono mi puoi mettere dentro una gabbia se c'è la possibilità di uscire secondo la legalità? Tu vuoi tenermi una gabbia, ma le leggi internazionali dicono che io posso esercitare questo diritto e siccome questo diritto è un diritto naturale e quindi indisponibile, non negoziabile, perché è il diritto fondamentale della persona che viene prima della Costituzione, infatti si chiama anche diritto precostituzionale, io allora voglio esercitarlo. Questo è il punto. Mi fermerei qui, anche perché il esaurimento di voce, e comunque vi ringrazio.